Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati a questa prima edizione in diretta come sempre, tante le notizie non solo dal Veneto ma anche dal Friuli, tanta cronaca, faremo poi un bilancio di come è andato questo Ferragosto, tutto sommato insomma viabilità difficile ma neanche così tanto e fortunatamente un bilancio positivo sul fronte degli incidenti stradali in Veneto. Ma partiamo subito con il Friuli perché ne avevamo parlato nelle scorse ore degli incendi che non accennano a placarsi. Nella zona della Carnia i vigili del fuoco continuano a lavorare incessantemente per cercare di contenere i roghi che ormai da giorni continuano a mettere a dura prova il territorio. La situazione più critica resta quella di Monte Amariana sopra Adamaro, dove il fronte di fuoco si è allargato fino al Monte Amarianute. In mattinata in municipio a Tolmezzo è prevista una riunione di emergenza con la protezione civile per valutare l'evoluzione della situazione e decidere se confermare o revocare l'ordinanza di sgombero. Parteciperanno anche la vice ministra dell'ambiente Vannia Gava, il presidente della regione Massimiliano Fedriga e l'assessore alla protezione civile Riccardo Riccardi. Questo che avete sentito del Monte Mariana è davvero il fronte più critico. Il rogo è partito da Quelfeltron, ha registrato una forte ripresa anche nel pomeriggio di ieri, allargandosi fino a investire il Monte Amariante nel territorio di Tolmezzo. Dunque c'è la massima attenzione e come potete vedere un fronte vastissimo, tantissimi sono gli uomini e i mezzi dei vigili del fuoco, del soccorso, insomma in tanti davvero per cercare di arginare questo rogo. Ma noi continuiamo con la cronaca e ci spostiamo nel Bellunese, dove un trevigiano di 32 anni è stato rintracciato ed arrestato. Deve scontare una pena definitiva di 4 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di prostituzione e pedopornografia minorile, a fermarlo gli agenti della squadra mobile di Belluno in collaborazione con quelli del commissariato di Conegliano, dove era stata localizzata la sua attività. La condanna infatti è relativa ai fatti commessi tra il 2019 e il 2022 in provincia di Treviso. Il fermo è stato eseguito a San Pietro di Cadore nel Bellunese dopo l'intensificazione dei controlli del territorio da parte degli agenti della squadra mobile. L'uomo è stato portato al carcere di Baldenic di Belluno su ordine di carcerazione del Tribunale di Venezia. E sono stati davvero tantissimi invece i soccorsi in montagna per cadute, malori, insomma molti davvero i soccorsi. C'è stato un grave incidente di una donna settantenne residente in provincia di Rovigo che ieri insieme al marito era andato a cercare un po' di refrigerio ai Due Ponti nel comune di Fanano nell'Appennino modenese. I due si trovavano nei pressi del torrente Ospitale, dove è presente anche una cascata. La donna, 70 anni, per cause da accertare è caduta dalla sommità della cascata per circa 7 metri battendo ripetutamente sui sassi che affioravano dal torrente. Il marito insieme ad altre persone che si trovavano sul posto hanno immediatamente chiamato il numero unico di emergenza 112, subito sul posto anche il soccorso con l'elicottero. La donna è stata portata immediatamente all'ospedale maggiore di Bologna in codice rosso, dunque insomma una settantenne in gravi condizioni, ma poi davvero tantissimi, come vi dicevo, i soccorsi un po' dappertutto. E noi continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo nel Padovano. Un'auto sospetta, una Mercedes Station Wagon bianca, vista nelle zone di furti in abitazione tra il Trevigiano ed il Padovano, e così il sindaco di Trebaseleghe mette in guardia i cittadini.
Sono entrati nell'abitazione, hanno scassinato la cassaforte con un flessibile, rovistato nelle stanze e nei cassetti e rubato denaro e gioielli. La vittima risiede nel Trevigiano ma lavora a Trevaseleghe e poi ha presentato denunce ai carabinieri di Castelfranco Veneto. Ad agire sono state 2 persone incappucciate arrivate a bordo di una Mercedes Station Wagon bianca ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell'abitazione. Un'auto con le stesse caratteristiche è stata segnalata anche nel Padovano, a Piombino Dese e Campo San Piero, in occasione di altri furti. Il comune di Trevaseleghe quindi mette in guardia i cittadini e invita alla massima attenzione. A documentare quanto accaduto è stata la telecamera dell'abitazione che ha ripreso l'auto e i 2 uomini. Nel video sono rimaste registrate anche le voci dei 2 ladri che parlano con accento straniero. Le immagini e l'audio sono elementi a disposizione dei carabinieri per gli accertamenti e per l'identificazione dei responsabili. La stessa Mercedes è stata segnalata anche nel territorio padovano, in particolare a Piombino Dese e Campo San Piero, dove sono stati segnalati episodi riconducibili a furti nelle abitazioni. Continuiamo a parlare di furti, 2 colpi nella stessa sera, uno messo a segno, l'altro solo tentato. Siamo in provincia di Padova, ma poche ore dopo i carabinieri hanno identificato i 2 ladri che sono stati denunciati. 2 furti nella stessa sera, ladri denunciati dai carabinieri. È accaduto a Monselice, dove 2 persone di 38 e 24 anni, complici in entrambi i colpi, sono state identificate dai militari. I 2, senza fissa dimora, sono già noti alle forze dell'ordine per reati simili e sono accusati di tentato furto e furto aggravato in concorso, dopo aver preso di mira 2 esercizi commerciali della zona. Partendo dagli accertamenti e dalle immagini delle telecamere del centro di Monselice, i carabinieri hanno così individuato i 2 presunti responsabili dei furti. Nel primo episodio, avvenuto presso un'associazione sportiva, i 2 avrebbero sfondato un vetro entrando e rubando il fondo cassa di 50 euro. Poco dopo, nei pressi di un'attività commerciale, utilizzando una rastrelliera per bici come ariete e sfondando un vetro, sono entrati senza portare via nulla. Torniamo a parlare del ritrovamento dei 2 corpi, marito e moglie, a Faro Vicentino. È davvero un giallo, si attendono ora gli accertamenti e l'esame autoptico per chiarire cosa sia accaduto ai 2 coniugi, elementi di anomalia, così li chiama il procuratore di Vicenza Lino Giorgio Bruno, appunto in attesa degli esami autoptici e non c'è, dicono, non c'era una presenza che possa far pensare al suicidio né tracce di violenza visibili sui cadaveri. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato per il momento. Intanto ripercorriamo quello che è accaduto. Lei sull'uscio, all'ingresso, lui in bagno, entrambi solo parzialmente vestiti. Sono stati trovati così, senza vita, i corpi di Lanfranco Simonato, 71 anni, e della moglie Gianna Cunico, 66 anni, all'interno della loro abitazione in via Stadio, a Faro Vicentino, a pochi metri dall'incrocio semaforico con via Reale. Corpi già in stato molto avanzato di decomposizione, sembrerebbe che fossero lì da almeno 10 giorni. Una scoperta agghiacciante quella dei vigili del fuoco di Bassano, intervenuti su richiesta dei carabinieri di Vicenza. Una volta forzato il portone d'ingresso, si sono ritrovati davanti a questa scena. Non ci sarebbero segni di violenza sui corpi e dai primi riscontri non emergerebbero elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone. Che cosa è successo allora a Lanfranco e a Gianna? Un vero e proprio giallo che lascia molti interrogativi, non solo per le circostanze della morte, ma anche considerando l'età dei 2 coniugi e soprattutto la posizione dei corpi in parti diverse della casa. Avevano una figlia di 44 anni, Federica, che, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, non viveva più con loro da 3 mesi. Gli investigatori stanno raccogliendo tutte le testimonianze utili, interrogheranno anche lei, così come i fratelli di Lanfranco, vicini di casa della coppia, e la sorella di Gianna, che avrebbe dato l'allarme sulla loro scomparsa. Sono quindi in corso tutti gli accertamenti per fare chiarezza sull'accaduto. Per ora però restano più domande che risposte. Si procederà con l'autopsia proprio per far luce sulle cause del decesso.
Rimaniamo nel Vicentino. A Ferragosto i ladri non vanno in vacanza, prosegue la caccia ai rapinatori che hanno assaltato un'abitazione a 2 ville, troppi furti in zona, dicono, mentre le vittime auspicano una revisione della legge sulla legittima difesa. Il pensiero corre a Mario Ruggero. Io farei semplicemente un titolo sul giornale, ma lo farei anche, lo direi anche ai nostri onorevoli. Chi deve stare dietro alle sbarre? Il cittadino per difendersi a casa sua oppure i criminali? Fate una riflessione, vi invito a una profonda riflessione e pensate a casa vostra. Monta la rabbia a 2 ville mentre prosegue la caccia ai rapinatori delle abitazioni della famiglia Bassan. Forte la frustrazione dei familiari coinvolti che si sentono beffati e sfidati dai criminali che hanno violato indisturbati gli allarmi domestici, la rete di videosorveglianza comunale e il gruppo di controllo di vicinato a cui la famiglia convintamente aderisce. L'amarezza è tanta e basta. Devono cambiare le leggi per cambiare qualcosa, secondo lei? Certo che sì, che devono cambiare le leggi. Da dove partire, secondo lei? Beh, dall'alto. Quale legge cambiare, soprattutto? Questa della legittima difesa? Certo che sì. Cioè, uno in casa sua deve essere autorizzato a difendersi. Punto. Se io vengo aggredita in casa mia, posso difendermi, devo difendermi. Viene ribadito quindi il principio esteso della legittima difesa e la maggiore comprensione di chi subisce violenze fisiche e psicologiche e reagisce, come il caso dell'orefice Mario Ruggero. Certo che mi sono sentita vicina a lui, perché io... A Ruggero, perché io ho fatto la stessa cosa, io ero impotente, non avevo nulla in mano, ma cosa ho fatto? Gli sono corsa dietro, perché io volevo riavere indietro le mie cose. E poi potevano pure andarsene, ma io volevo riavere indietro le mie cose. Dunque capisco benissimo quale può essere la reazione. La comprendo perché l'ho vissuta nella mia pelle, l'ho vissuta. Io sarei andata in capo al mondo in quel momento. Confido nell'intelligenza dei nostri deputati, dei nostri appunto politici, che facciano più un gioco di coscienza e di tutela che non un gioco politico e di convenienza, perché qui ne va veramente delle cose più preziose, più intime, più personali che abbiamo. Tolte queste, tolti gli affetti, tolte le cose di famiglia, non resta altro. A Chirignago, nel veneziano, non si parla d'altro che dello stabile occupato abusivamente da presunti borseggiatori e poi subaffittato dagli stessi come hotel del Buco, stanza a 10 euro al giorno per i tossicodipendenti. Da oltre un anno è il buco nero della legalità. E questo palazzo signorile di 3 piani si trova a Chirignago, nella centralissima piazza San Giorgio, proprio di fronte alla chiesa. È qui che le bande di borseggiatori che ogni giorno partono dalla terraferma verso Venezia per colpire turisti e non soltanto, lo avrebbero trasformato nel loro quartier generale logistico, una vera e propria centrale del crimine e del degrado, dove una parte dei locali interni verrebbero addirittura adibiti ad albergo per tossicodipendenti alla tariffa fissa di 10 euro al giorno. L'immobile è sottratto alla disponibilità dei proprietari attraverso un raggiro. Da quel momento le porte del palazzo si sono spalancate alla criminalità, ma restano chiuse per i proprietari, nonostante denunce su denunce e l'atteso sfratto esecutivo che non arriva mai. Il palazzo è costantemente presidiato da borseggiatori o borseggiatrici sentinella, come attestano le nostre immagini. Sulla vicenda interviene anche l'amministrazione comunale che, in attesa di verifiche, promette il pugno duro. Effettivamente abbiamo appreso di questa notizia dei borseggiatori che si sarebbero appropriati di questa palazzina a Chirignago. Abbiamo messo in moto tutta una serie di accertamenti di verifiche in sinergia con il commissariato di Marghera. È da tenere presente che risulta che comunque questi soggetti abbiano già avuto uno sfratto esecutivo che mi auguro possa essere rispettato a breve. Tutti gli accertamenti che potremo fare come amministrazione comunale per quanto di competenza di carattere amministrativo li metteremo in atto e poi verificheremo come stanno effettivamente le cose.
I danneggiamenti e i comportamenti pericolosi di un gruppo di giovanissimi ad un parco di Borgoricco in provincia di Padova sono diventati occasione per una lezione di educazione civica sul campo. 8 ragazzi hanno bussato alla porta del sindaco Gianluca Pedron, che ha passato alcune ore con loro per sistemare tutta l'area. Un tavolino danneggiato, i ragazzi che si arrampicano sulla tettoia nonostante il divieto, tutto ripreso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza al parco Don Bosco di San Michele delle Badesse, frazione di Borgoricco. Questi fotogrammi sono stati postati sui social dal sindaco del comune Gianluca Pedron con un invito: presentatevi in municipio ragazzi, che ne parliamo, o procederemo con l'identificazione. È nata così una mattinata di lavoro sul campo che il primo cittadino ha trascorso con 8 adolescenti che, capito quanto avevano fatto, hanno trovato il coraggio di riconoscere l'errore e di bussare alla sua porta. Per circa 4 ore il sindaco Pedron ha lavorato con i giovanissimi. Il parchetto è stato sistemato e ripulito, carteggiato e riverniciato di rosso il tavolo con i colori scelti dai giovani del progetto Ci sto a fare fatica. L'occasione, ha scritto il sindaco sui social, per parlare di regole, cura dei beni comuni, responsabilità individuale, ma anche delle difficoltà e delle sfide che spesso accompagnano l'adolescenza. La cosa che mi ha colpito di più, ha commentato il sindaco Pedron, è che i ragazzi si sono messi a disposizione anche per sistemare situazioni che non erano state causate da loro. Un gesto non dovuto che mi fa pensare che abbiano compreso il senso dell'iniziativa. Bordate di Ferragosto tra l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Elena Donazzan ed il sindaco di Bassano Nicola Finco. Sul piatto i temi della provincia, della gestione del comune e vecchie ruggini. Grande è la confusione sotto il cielo, diceva un tale qualche anno fa. E grande, diciamo noi, è la confusione in riva alla Brenta. Dalle due sponde si guardano in cagnesco la Lega e Fratelli d'Italia e ogni tanto parte qualche sasso più o meno grande. Di notevoli dimensioni quello sganciato a mezzo stampa locale da Elena Donazzan, che in sostanza accusa il sindaco Nicola Finco di aver orchestrato l'ormai celebre Casa dei Comuni per tagliare fuori dalla provincia proprio i meloniani. E Finco risponde a stretto giro di posta. Donazzan ovviamente ce l'ha con il sottoscritto perché sono stato uno dei registi di questa operazione, ma ricordo che questo provvedimento, questo documento che abbiamo prodotto, che si chiama Casa dei Comuni, è stato sottoscritto da ben 85 sindaci su 112, quindi non c'è nessuna volontà di mettere all'angolo Fratelli d'Italia, ma è Fratelli d'Italia attraverso Donazzan che si sta mettendo all'angolo. Anche sulla gestione del comune l'esponente di Fratelli d'Italia ha da ridire, ma il primo cittadino rimanda al mittente le accuse sulla collegialità e sulla condivisione delle scelte strategiche. Siamo uno, penso, dei pochi comuni che settimanalmente ci troviamo come maggioranza e affrontiamo tutti i temi, quindi tutti i consiglieri, compresi anche gli assessori di Fratelli d'Italia, vengono messi a conoscenza di tutto ciò che succede all'interno della macchina comunale, quindi diciamo che Elena Donazzan ha trovato l'ennesimo pretesto per attaccare il sottoscritto. Non ci sta Finco a finire sulla graticola del barbecue di domani e sottolinea anzi come per lui l'attacco sia prima di tutto personale e poi eventualmente politico. Infine lancia dall'altra parte della Brenta il sasso ancora caldo, si fa per dire, e qualcosa fa pensare che i due non passeranno il Ferragosto assieme. Io sono sindaco 7 giorni su 7 e ho 1000 difficoltà da affrontare ogni giorno. Lei è europarlamentare e forse invece di attaccare il sindaco di Bassano del Grappa dovrebbe casomai ogni tanto bussare alla porta e chiedere se il sindaco di Bassano del Grappa ha bisogno di qualcosa e dall'alto del suo ruolo di europarlamentare magari potrebbe fare qualcosa di più per la città di Bassano del Grappa e per tutto il territorio, ma evidentemente per lei è molto più comodo criticare piuttosto che fare. Ed ora vi presento subito gli ospiti che ci hanno raggiunto qui in studio. Valentina Pillon, sindaca di San Biagio di Callalta, buongiorno. Buongiorno a tutti. E Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Prima di fare un po' un bilancio di questo Ferragosto, abbiamo visto sul fronte della viabilità, tutto sommato non è andato così male. Fortunatamente non ci sono stati incidenti così gravi. Parleremo ovviamente del Piave, dei picnic e purtroppo poi di quello che accade sempre dopo, speriamo in forma più leggera, quella dell'abbandono dei rifiuti. Una notizia di cui avevamo già parlato con il sindaco di Spresiano, poi la domanda la farò anche alla sindaca
di San Biagio, perché anche San Biagio è attraversata da una strada pericolosa. Quella delle auto che corrono, c'è stata una nuova segnalazione nella famosa via dove già erano state viste insomma auto che correvano a velocità insomma più che sostenuta, si parla anche di gara. Purtroppo c'è stata una nuova segnalazione e i cittadini hanno chiamato i carabinieri. Sindaco. Sì, ho visto che c'è stato un nuovo post, ma le segnalazioni si vedono più sui social. No, adesso a parte gli scherzi, ma va bene che vengano, l'importante è avvisare prima i carabinieri e poi scrivere o non fare il contrario. Però ho visto anche che la segnalazione è stata fatta alle 2 del pomeriggio, per cui ecco, credo che si possa scongiurare il pericolo gare tra auto, ma pensare solamente a un comportamento sbagliato da parte di qualche automobilista incosciente. Ecco. Quindi magari non ci sono appunto le gare tra auto, ma gente che non dosa l'acceleratore come dovrebbe e che merita di essere assolutamente punita. Ecco, non è nuova purtroppo, l'abbiamo visto anche in altre zone, in altri comuni, non solo le gare ma proprio il fatto che non si rispetta molto il codice della strada. Poi il rischio è quello che sappiamo degli incidenti stradali in 2 strade, parlo di 2 comuni, Spresiano e San Biagio, dove insomma sono strade comunque pericolose. Sindaco. Sì, sono strade pericolose fin tanto che la gente non rispetta il codice della strada. È chiaro che i 50 all'ora si fa fatica a rispettarli molto spesso, anche perché sono limiti che sono stati messi anni or sono, quando magari le strade erano poco trafficate, ma soprattutto anche i motori erano quelli che erano. Adesso voglio dire, talvolta i 50 orari sono effettivamente un limite piuttosto basso, però c'è. Quindi al netto poi della sensibilità di ognuno in ordine alle limitazioni, se ci sono devono essere rispettate, specie quando le strade sono trafficate. Noi abbiamo la Pontebana che conta circa 26.000 veicoli al giorno, che non sono pochi, e poi abbiamo anche 2 provinciali che ne conta qualcuno in meno, ma comunque sono molto trafficate anch'esse, per cui ecco, quando si ha anche una situazione del genere si devono avere ancora più accorgimenti. Sindaco, anche San Biagio è insomma attraversata da una delle strade insomma considerate più pericolose. Sì, purtroppo sì, è una strada con tanti veicoli di passaggio ogni giorno, siamo attorno ai più di 20.000, quindi un numero importante, e anche qui i veicoli purtroppo hanno una velocità molto elevata. Allora stiamo intervenendo, una prima rotatoria è già in itinere, una seconda ci stiamo lavorando con Veneto Strade, proprio perché abbiamo un comune che è attraversato di fatto da un rettilineo che si trasforma tante volte in un'autostrada, e poi anche in collaborazione con la nostra polizia locale abbiamo già fatto delle rilevazioni mettendo un contaveicoli, sia per rilevare il numero di veicoli ma anche per verificare il numero di veicoli che sforano il limite di velocità indicato. Quindi questo anche in virtù proprio del nuovo codice della strada, quindi fronte autovelox, per capire cosa si può fare, come si può intervenire, e ovviamente collaborando anche con la prefettura se ci sono tutti i requisiti per poter installare eventualmente un autovelox fisso. Crediamo che queste strumentazioni servano non quindi per fare cassa verso i comuni, ma sono degli strumenti comunque di prevenzione per gli automobilisti e quindi per la sicurezza di tutti quelli che vi transitano. Ecco, quindi insomma nel futuro c'è questa ipotesi, dopo sì, che è stata un po' regolamentata la questione autovelox, di installarne uno proprio lungo questa strada? Sì, assolutamente sì, stiamo considerando il tratto verso Fagarè, proprio perché dopo anche un'attenta analisi con Veneto Strade non vi è la possibilità, Veneto Strade perché la strada è una strada regionale, quindi abbiamo da subito attivato un confronto, non vi è la possibilità di riuscire a realizzare delle rotatorie che siano efficaci in determinati punti, determinati incroci, abbiamo tantissimi incroci a T, e quindi è chiaro che l'arteria principale non permette di avere dei punti di rallentamento. Proprio per questo stiamo cercando di porre in atto e quindi di avviare questo percorso per poter installare eventualmente un autovelox fisso. Ecco, Sindaco, per quanto riguarda invece la strada, la sua strada, possibilità di installare autovelox, so che mi ricordo che ce n'erano ma non erano fissi, se non sbaglio. Ma in realtà ancora la normativa relativa agli autovelox è un po' particolare. Noi solitamente sanzionavamo con i telelaser, che era il modo forse più semplice anche di potersi spostare, no, all'interno del territorio. Lì appunto è tutto ancora piuttosto nebuloso,
oggi si sono così liberati gli autovelox fissi, non tutti, tra l'altro, perché comunque qualcuno ancora non è ritenuto omologato, perché lì c'era un problema di omologazione e certificazione. Sì. Il problema è che siamo andati avanti un paio d'anni e in un paio d'anni, ecco, è evidente che c'è qualcuno che ci ha un po' marciato sopra. Io tengo a precisare che nessuno dei comuni, credo di parlare anche a nome della collega, vuole far cassa sulle spalle dei cittadini, quindi non è che se si mette un autovelox lo si fa per prendere soldi, lo si fa per prevenire incidenti e condotte che non sono corrette. Io ho visto che avendo installato i T-Red sui semafori a fronte dei passaggi col rosso, che attenzione, passare col rosso significa passare quando c'è magari un attraversamento pedonale, certo, nel contempo che di qua è rosso, che invece è verde, e si rischia di prendere sotto la gente, cioè questo è, non è che no, uno passa col rosso, ma sì, che bello, no, c'è un rischio effettivo. E dalle 10 contravvenzioni che si facevano al giorno, allora ci sono passati ad una scarsa, per cui vuol dire che come deterrente ha funzionato assolutamente. Gli autovelox fissi sono più o meno la stessa cosa, noi avevamo chiesto di posizionarne uno al di fuori del centro abitato, perché sul centro abitato comunque i comportamenti spesso sono anche corretti, e intervenendo con rotatorie piuttosto che con dissuasoria si riesce anche a mettere un freno. Noi fuori dal centro abitato, sulla strada, sulla parte di Pontebana che porta verso Nervesa, lì tenete conto che abbiamo un 2% di automobilisti che sfrecciano oltre i 130 km all'ora, abbiamo i dati, e lì volevamo metterne uno fisso, però quando l'abbiamo chiesto i dati di incidentalità non erano tali da poterlo installare, perché il Ministero prevede anche un tot numero morti piuttosto che incidenti. Certo. Adesso lo potremo fare, però il problema che abbiamo è quello di poter anche eventualmente fermare le auto. Cioè, certo. È vero che l'autovelox fisso non prevede, però se volessimo fare anche un autovelox controllato avremo dei problemi. Adesso vediamo, però non so dirvi se lo installeremo o meno. E da ricordare, insomma, che forse fa sempre bene ricordarlo, che la Marca, insomma, è una delle province che ha un più alto tasso di incidenti mortali. Da inizio anno davvero è stata una strage, un bollettino di guerra che si spera insomma, diminuisca nel periodo prossimo, perché sennò davvero diventa un problema. Perdonami, sì, mi permetto di aggiungere che è assurdo che dobbiamo contare i morti prima di poter installare delle strumentazioni di prevenzione proprio per controllare l'alta velocità, perché come dicevo prima, riguardavo i numeri, più del 10% degli automobilisti che vi transitano hanno una velocità lungo la Postumia oltre i 95 km/h, quindi sono dati veramente allarmanti, e il numero degli incidenti stradali purtroppo nel territorio di San Biagio di Callalta è raddoppiato nel giro di poco tempo, quindi sono dati allarmanti, e speriamo che ancora una volta si lavori su questa normativa, perché mette sempre di più i comuni in difficoltà ed è sempre più difficile riuscire a mettere in atto tutte quelle misure di prevenzione che consentono di prevenire a monte incidenti, e tante volte anche mortali, e tante volte che coinvolgono purtroppo anche i pedoni, avendo tanti centri abitati con diversi attraversamenti pedonali. Allora, chiudendo questa finestra sugli incidenti, apriamo quella invece del Ferragosto, appena terminato, insomma tante grigliate, poi fra l'altro il tempo bello, e quindi ha permesso insomma le grigliate anche sul Piave, anche per poi insomma trovare un po' di refrigerio senza fare i famosi tuffi. Com'è andata? Intanto parto con San Biagio. Sì. Il problema è che ogni volta insomma si arriva, l'abbiamo visto tante volte in territorio anche di San Biagio, si fa il picnic e poi purtroppo si lasciano i rifiuti del comune, il giorno dopo deve correre immediatamente a attivare insomma gli operatori per cercare di ripulire poi l'argine. Com'è andata quest'anno? Diciamo che è stato un Ferragosto fortunatamente abbastanza tranquillo, nel senso che comunque anche il nostro fiume Piave è stato frequentato sia ieri che oggi. Ieri abbiamo registrato una 50ina di macchine parcheggiate proprio lì nella zona adiacente, ma come sempre purtroppo vi è sempre un abbandono di rifiuti. Stiamo cercando anche in questo caso di attivare delle misure
c'è già una videocamera e abbiamo installato un'ulteriore fototrappola per poter cercare di identificare chi sono appunto i colpevoli di questo abbandono di rifiuti. È chiaro che ci si appella sempre al grande senso di responsabilità dei frequentatori, perché ovviamente è un luogo bellissimo, in piena natura, ecco, con tanta vegetazione, e quindi l'auspicio è che tutti i cittadini, insomma, che lo frequentano anche allo stesso tempo lo rispettino per il valore che rappresenta e soprattutto per l'opportunità che può dare, insomma, piuttosto di spostarsi verso il mare. Questo è un posto che riesce a dare comunque refrigerio in mezzo alla natura e consente anche di passare dei bei momenti di festa in compagnia in delle giornate che sono davvero calde, per cui devo dire che comunque tutto sommato il bilancio è stato positivo, ecco, per quanto riguarda questo fine settimana. Incrociamo le dita perché ovviamente la giornata non è ancora finita, però grazie anche alle forze dell'ordine che anche ieri i carabinieri, non la polizia locale, erano lì in loco, che hanno fatto comunque dei passaggi per sorvegliare, per tenere quanto più possibile, insomma, monitorato. E anche perché, insomma, lo ricordiamo, le grigliate vanno fatte nelle zone attrezzate, perché visto il caldo e visto, insomma, la vegetazione che è davvero alta, basta niente per arrivare ad incendi davvero importanti. Lo stiamo vedendo un po' dappertutto. Sindaco, invece lì in territorio di Spresiano? Sì, anche da noi per ora facciamo gli scongiuri, ma è tutto quanto piuttosto nella norma. Sì, abbiamo cercato di avvisare e così di raccomandarci agli utenti del Piave, e mi pare si siano comportati piuttosto bene, al netto di qualche sacchetto messo vicino alle zone adibite, perché ahimè i cestini, piccola divagazione che credo che comunque sia utile. Non decide il sindaco o l'amministrazione quanti cestini mettere all'interno del proprio territorio. Vorrei che fosse chiaro questo alla cittadinanza, ma lo decide... Perché c'è un po' una polemica su questo. No, in realtà, sai, allora c'è chi dice se metti il cestino poi sporcano ancora di più, no? Se lo togli invece, ma non sappiamo dove mettere la roba, però in realtà c'è il Consiglio di Bacino Priula, quindi c'è il Priula e Contarina, che decidono i numeri di cestini in base a zone e soprattutto al numero di abitanti. Quindi vorrei che fosse chiara questa cosa qua, perché poi gli svuotamenti li fanno loro. Quindi noi è vero che talvolta in autonomia andiamo a portare via le immondizie, magari chiedendo a qualche operaio di farlo durante i giorni che non sono quelli prefissati da Contarina, che sono 2 giorni alla settimana per quello che riguarda Spresiano, ma questo è il sistema di raccolta rifiuti, e negli stessi termini c'è quello che quando avvisate l'amministrazione di un abbandono da qualche parte, l'amministrazione non è che agisca in prima persona. Cosa fa? Chiama Contarina, lo stesso numero che potrebbe chiamare un privato, e soprattutto con gli stessi metodi, perché anche nel sito di Contarina c'è proprio una parte per l'illuminazione, perché l'illuminazione, quindi c'è il lampione guasto, l'abbandono di rifiuti o qualsivoglia problematica che riguarda la loro gestione, con la quale si va a fare la segnalazione. Chiedo scusa se ho fatto questo piccolo intervento, no? Dicevamo sì, anche da noi tutto bene, a parte che qualcuno ha lasciato i sacchetti vicino al cestino, e io raccomando sempre di portarseli a casa quando c'è il cestino pieno, perché ahimè gli animali selvatici spesso arrivano, aprono il sacchetto e poi sparpagliano loro, quindi poi dopo tu arrivi e pensi che qualcuno abbia fatto il disastro nel luogo, no, e invece no, sono stati magari i corvi, ecco, per dire molto banalmente. Vi aspettavate un'affluenza maggiore rispetto agli anni scorsi lungo il Piave? Molte persone ovviamente sono andate in montagna per cercare di insomma, togliersi da questo caldo, oppure vi aspettavate questa affluenza? Beh, devo dire che visti anche i passati weekend abbiamo visto, dopo, devo dire, anche le tragedie che sono successe, un calo in alcune giornate e una ripresa in altre, quindi tutto sommato, insomma, l'affluenza è stata nella media. Abbiamo cercato di veramente tappezzare tutta la zona di ingresso di cartelli, sia quelli che vi erano prima, sia anche quelli che in collaborazione con la provincia di Treviso, la prefettura e l'autorità di bacino sono stati fatti, in modo tale che gli utenti, i fruitori riescano ad essere ben consapevoli di quelli che sono i pericoli
del Piave, ecco. Quindi veramente tutto il possibile, anche grazie all'aiuto degli alpini abbiamo fatto delle campagne di sensibilizzazione e quant'altro, però insomma ci appelliamo sempre a tutto quello che fa notizia, ovvero voi, grazie alla vostra informazione, insomma, che da sempre raccontate il Piave, la Piave, ecco, e tutto quello, insomma, che fa la stampa e che fanno anche i sindaci, perché i sindaci si stanno mettendo veramente in prima persona per cercare di sensibilizzare la popolazione, sia i locali, ecco, anche attraverso, insomma, le scuole, quindi le associazioni del territorio, per esempio anche con delle campagne che vanno a portare proprio i nostri cittadini alla semplice pulizia del Piave, quindi ancora una volta per sensibilizzarli su un sito tanto sensibile quanto delicato, che quindi va attenzionato, sia anche per chi non conosce direttamente la Piave, quindi arriva da fuori, ma grazie a tutta questa informazione che si sta dando speriamo che prima o poi veramente si capisca e che tutti siano responsabili della propria vita. Ecco, Sindaco, si parlava l'altro giorno del fatto che questi giorni, insomma, di caldo e di poca pioggia hanno, insomma, portato ad avere poca acqua nel Piave, però adesso saranno previsti anche temporali per cui probabilmente l'acqua rientra. L'attenzione deve essere davvero massima, perché abbiamo visto purtroppo tanti incidenti anche di tante persone che magari non erano del posto, ed il Piave, pur bello, è comunque un fiume pericoloso. Sì, sicuramente è pericoloso, specie poi per chi non lo conosce. Adesso magari con questi temporali, questi fenomeni che seguiranno la giornata, mi pare da domani dovrebbero iniziare. Sì. Da stasera dicono. Ecco, i fenomeni temporaleschi, allora si raccomanda ancora più prudenza, perché poi saranno fenomeni alternati a sole, e nel momento in cui viene fuori il sole magari uno si addentra sul Piave, dice ma perché no, visto che riesco a fare questo passaggio lo faccio, poi in un attimo cambia la situazione climatica, cambia e arriva il temporale, quello forte, e magari l'ingresso dal quale aveva avuto accesso in questa area viene sommerso dall'acqua. Adesso non voglio esagerare e pensare a quanto è successo sul Natisone, però è un attimo anche quello. Allora si raccomanda prudenza, appena si vede che il cielo sta cambiando, ecco, si ritorni indietro, perché con la siccità alcune zone prima inarrivabili oggi lo sono, però si rischia appunto che con il cambio del tempo poi dopo ritornino ad essere ricolme d'acqua. È evidente che, vedete, in un modo o nell'altro, quindi o tanta acqua o poca acqua, il problema c'è sempre. Ricordava prima Valentina il discorso relativo agli incendi che in questi giorni, insomma, sta riguardando gran parte delle zone limitrofe alla nostra, ma è un secondo che anche qui prenda fuoco qualcosa e poi dopo i danni sono altri, ecco. Parliamo anche del settembre, perché insomma siamo ormai alle porte, ricomincia un po' tutto, rientrano insomma i cittadini. Che settembre sarà, Sindaco? Sarà un settembre di riprese, di cantieri che riprenderanno, anche perché il tema delle alte temperature ha messo in grande difficoltà tante imprese che stavano lavorando anche sul nostro territorio, soprattutto, insomma, quelle che si occupano di strade, di asfalti, ma penso banalmente anche a chi si occupa della cura del nostro verde, perché le alte temperature ovviamente hanno limitato giustamente la possibilità di lavorare, quindi c'è stata anche una riorganizzazione all'interno non solo della nostra amministrazione, ecco, perché anche noi abbiamo rivisto gli orari di lavoro per i nostri operai, ma proprio anche per tutti i cantieri che sono in essere. Quindi per questo ci aspettiamo una grande ripresa sotto tanti punti di vista. Stiamo cercando di riorganizzare anche appunto questi cantieri tenendo conto della ripartenza del lavoro, ovviamente, perché la pausa estiva comunque ha rallentato un pochino anche il traffico nelle nostre strade, ma anche per quanto riguarda la scuola, lo sport e tutti i servizi, insomma, che ruotano attorno i servizi alla persona, perdonate il gioco di parole. La scuola partirà appunto il 10 settembre, quindi stiamo attivando tutti i servizi del caso, dal trasporto scolastico, anche se purtroppo registriamo un forte calo delle iscrizioni, quindi molte famiglie decidono di portare il proprio figlio in modo autonomo, e questo va un po' in controtendenza con tutto il tema
della sostenibilità che stiamo cercando di promuovere, però dall'altro lato stiamo cercando di incentivare il pedibus, che è un'altra forma per recarsi a scuola che assolutamente tiene conto dell'ambiente. Così come anche il discorso della mensa. E poi una grande novità per il comune di San Biagio di Callalta è che da settembre apriranno le iscrizioni per il nostro primo asilo nido comunale, che aprirà ufficialmente il 1° gennaio 2027, quindi speriamo che tutto vada per il meglio e noi siamo molto fiduciosi e carichi, insomma, per ripartire. Il Ferragosto sembra un po' come una fine dell'anno, sì, per poi ripartire ancora più carichi con il settembre che ormai è alle porte. Sindaco. Noi invece in controtendenza rispetto al comune di San Biagio abbiamo fatto un agosto full di lavori perché al netto che siamo andati a elezioni a fine maggio, certo, e quindi c'era da sbloccare anche parte dell'avanzo e quindi da impegnare le risorse, però avevamo un lavoro che stiamo portando avanti adesso, che è quello del sottopasso di Via Busco, e i lavori sono iniziati 10 giorni fa, stanno proseguendo bene. E quello era un problema che ci portavamo dietro perché si allagava ogni qualvolta pioveva, quindi adesso che andiamo incontro magari alla stagione delle piogge è bene che sia tutto quanto in ordine. Poi anche noi abbiamo programmato comunque diversi lavori per settembre, ottobre e novembre. Ripartiremo con delle asfaltature di alcune strade che hanno bisogno, che necessitano assolutamente di essere sistemate, e poi chiaramente sì, tutta la parte dei servizi alla persona e della ripresa delle scuole, che ci ha visto anche lì particolarmente impegnati nei mesi di luglio, perché abbiamo sistemato il tetto di 2 delle palestre del territorio proprio per permettere ai ragazzi di iniziare la scuola con le coperture in ordine. Per cui sì, ci sono dei lavori che, per quanto appunto ci siano i problemi del caldo e si debbano rivedere, ma vanno fatti, e quindi lavorando in orari che non sono prettamente adibiti a un certo tipo di operazioni, però siamo riusciti a terminare sia la palestra di Visnadello, sia adesso siamo agli sgoccioli per quella di Lovadina, e poi appunto questo sottopasso, per cui sarà un settembre in continuità, ecco, con quello che sono stati gli ultimi mesi. Io chiuderei adesso con una notizia che non riguarda Treviso, ma riguarda Verona, dove rimane in carcere un 38enne marocchino che è stato fermato dalla polizia locale e aveva molestato una ragazzina di mi pare 15 anni, se non sbaglio, salvata da un automobilista che fortunatamente si è fermato, l'ha fatta salire, lui rimarrà in carcere. Una questione, non dico uguale, simile, accaduta a Mogliano Veneto nelle ore scorse, poi ne parleremo nel corso dei nostri telegiornali questa sera. Un problema non indifferente questo, e si torna a parlare, insomma, la gente chiede proprio certezze delle pene, chiede che venga davvero cambiato qualcosa, perché tra i furti, tra questi fatti che sono gravissimi, non parliamo del fatto che sono marocchini piuttosto che, però insomma questa è una problematica che si dovrà affrontare in maniera un po' più importante. I cittadini sono esasperati un po' sotto tutti i profili. Sindaco. Parto io? Sì. Sapete che io non ho mezze misure su queste cose qua. Infatti, faccio partire il fatto che la notizia sia che il marocchino rimane in carcere è grave, cioè doveva essere la prassi. E invece molto spesso leggiamo di questi fatti in cui chi ha perpetrato il reato il giorno dopo è già libero. Quindi è scandaloso che si debba dare una notizia dicendo rimane in carcere in questo caso marocchino che ha tentato un abuso nei confronti di una quindicenne. Secondo me dovrebbe rimanere in carcere, buttare via la chiave e lasciarlo anche lì alla mercé degli altri detenuti. Sappiamo bene che chi compie un certo tipo di reato poi non viene trattato benissimo in carcere. Sì, l'ho detto e lo ripeto anche se serve. Quindi trovate proprio la persona sbagliata. Io sarei molto duro, specie per alcuni reati, perché quando si toccano i bambini e quando si toccano le donne, io credo che si debba essere ancora più duri. Quindi sì, certezza della pena, ma se serve anche a 2 schiaffoni ogni mezz'ora, 2 belli schiaffoni forti. Qua ringraziamo il cielo che si è fermato un automobilista, anche qua bravo, perché spesso magari quando ci si accorge, non dico che ci si giri dall'altra parte, ma si ha paura anche di avere un ritorno poi.
E invece davvero non si può che fare altro che fare i complimenti al coraggio e anche al senso civico, morale e etico di questa persona che si è fermata e ha saputo affrontare la cosa. Però ecco, ripeto, trovo scandaloso che si debba dare una notizia per dire è rimasto in carcere un deficiente che ha provato a molestare una ragazzina di 15 anni. Sindaco. Ma io non posso che condividere questo ragionamento, troppo spesso ci troviamo di fronte a delle ingiustizie e purtroppo continuiamo ancora a non avere delle leggi che salvaguardino le persone, i minori, ma tutti i cittadini in generale, nel senso che si stanno ripetendo tutta una serie di reati, le forze dell'ordine indagano, intervengono, riescono anche ad individuare il colpevole, ma poi veramente poco dopo è come se nulla fosse stato fatto. Quindi è chiaro che c'è sempre un grande ringraziamento e una grande riconoscenza verso tutti coloro che ogni giorno si occupano della nostra sicurezza, però serve a monte un cambio di passo. Lo stanno chiedendo i cittadini, lo stanno chiedendo i territori e quindi questo deve essere un appello che non deve più rimanere, non bisogna più rimanere sordi, ma bisogna cercare di agire in tal senso. Un altro caso proprio qui a San Biagio di Callalta è stato un anziano che purtroppo ha visto un ladro entrare in casa e quindi è stato addirittura anche bastonato, e qui c'è anche la paura, insomma, di chi è stato vittima di questo reato di riuscire a segnalare, perché poi ovviamente ci sono tutta una serie di ripercussioni che ovviamente non dovrebbero essere la prassi e la normalità. Quindi speriamo davvero che prima o poi qualcosa cambi. Sembra insomma che questo governo un po' alla volta stia facendo dei passi in avanti, ma pensiamo che serva fare un passo ancora maggiore per riuscire a dare delle risposte ai nostri territori e ai nostri cittadini, che poi ovviamente si recano dai sindaci per chiedere giustizia e per chiedere maggiore sicurezza. Io ringrazio davvero Marco Della Pietra, ringrazio anche Valentina Pilon per essere stati con noi. Io mi fermo perché c'è una piccola pausa pubblicitaria e poi torneremo nuovamente in studio con altre notizie ed altri servizi. Buongiorno, siamo ritornati di nuovo qui in studio stiamo vedendo delle notizie di cronaca. La prima arriva dalla Spagna, riguarda però un cittadino di 21 anni di Asolo che si trova ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico in ospedale a Barcellona per le ferite riportate in una aggressione subita mercoledì notte mentre si trovava in vacanza con un gruppo di altri 8 coetanei. Secondo la ricostruzione fornita dagli amici del giovane, il fatto si sarebbe verificato poco dopo le 22 fuori da un locale dal quale il gruppo era appena uscito dopo aver trascorso alcune ore, avvicinati da una dozzina di altre persone anche se giovani di lingua spagnola. 2 degli italiani che si erano momentaneamente distanziati sarebbero stati aggrediti ed il 21enne colpito violentemente alla nuca perdendo i sensi. Questa notizia dunque che vi sto leggendo dall'ANSA arriva dalla Spagna. Dunque un giovane 21enne di Asolo si trova ricoverato in terapia intensiva. Andiamo invece a Belluno, dove sono in corso da ieri sera le ricerche di un 80enne di Domegge di Cadore che non è rientrato da un giro in montagna. Abile camminatore e conoscitore del territorio, l'uomo era uscito nella mattinata di ieri, però non è più rientrato a casa. A dare l'allarme il fratello poco dopo le 22, che ha subito allertato i soccorsi. Lo stanno cercando ovunque. Per il momento non si hanno notizie dell'80enne. Ed infine andiamo a Padova con un arresto, 6 persone denunciate, 5 patenti ritirate al bilancio di un'operazione Ferragosto sicuro condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri durante il ponte di Ferragosto per tutelare i turisti giunti in città. Il piano ha visto impiegato 354 militari e 177 mezzi su tutto il territorio. A Monselice i militari hanno arrestato un 38enne in esecuzione di un ordine di carcerazione già sottoposto a misure di prevenzione per reati contro la famiglia commessi nel 2022. Lasciamo la cronaca e andiamo a Treviso.
negozi chiusi per ferie, città quasi deserta se non fosse per turisti e attività gastronomiche. Una città a vocazione turistica deve certamente trovare soluzioni più coordinate se vuole crescere, lo dice il presidente di Ascom Confcommercio Federico Capraro. Una città con una vocazione turistica come quella di Treviso, una nuova vocazione, deve probabilmente organizzarsi in maniera diversa. Quest'anno, devo essere sincero, siamo stati presi un po' di sorpresa da un caldo eccessivo che ha svuotato la città, l'ha svuotata per più di qualche settimana, per delle temperature veramente difficili da affrontare, e svuotandola anche di un movimento turistico che era maggiore nella percorrenza, nel flusso in città, per cui ci può essere stata anche qualche chiusura in più all'ultimo minuto. Se il caldo ha certamente influito sulla scelta di chiudere molti dei negozi, un passaggio in centro in queste ore restituisce comunque una fotografia deserta della città. Molti tengono le serrande abbassate e resistono solo i turisti alla caccia di dolci tipici, refrigerio nei musei o pranzi all'aria aperta, purché all'ombra. Ma se Treviso vuole offrire più concorrenza turistica alle sue rivali venete, deve certamente coordinare meglio aperture e chiusure, perché non c'è dubbio che i negozi siano parte strutturale e attrattiva della città. L'aspetto commerciale è un'attrattiva per la città, cioè i negozi attraggono la gente a venire a Treviso, sono un elemento dell'eccellenza trevigiana, così come i locali per tutto quello che è l'enogastronomia. Ripeto, quest'anno probabilmente il grande caldo ha condizionato alcune scelte e noi dobbiamo capire se è stata un'annata eccezionale per cui dall'anno prossimo possiamo tornare sulle nostre abitudini, oppure dobbiamo rivedere anche l'estate in termini di riorganizzazione di orari, di turni, anche di organizzazione dei nostri collaboratori e delle aperture delle attività. Chi certamente non conosce pause e sfrutta il momento sono le attività gastronomiche legate a tiramisù in particolar modo e ai gelati. Vediamo solo turisti per fortuna, quindi vuol dire che insomma, la strada per quello che riguarda questo territorio, la strada giusta, una conversione storica ha portato a far conoscere Treviso sicuramente a un pubblico non solo locale ma anche oltre quello che è l'Italia, oltre i confini, per cui siamo, presumo, sulla strada più che giusta per arrivare a far diventare la seconda città del Veneto a livello turistico. Più turisti o più trevigiani in giro? Fondamentalmente più turisti stranieri, diciamo. Cioè, vediamo francesi, spagnoli, anche molti del paese est, polacchi, ungheresi. Ed anche il sindaco è d'accordo che serva più coordinamento per garantire più negozi aperti in città durante la settimana di Ferragosto. Coordinamento e turnover, nel senso che noi stiamo investendo sulla promozione turistica della città e i risultati si vedono. Ci sono davvero tantissimi turisti, mentre magari i trevigiani si sono spostati nelle località turistiche, quindi è vero che c'è un po' un calo di flusso, è altrettanto vero che dall'altra parte c'è un aumento esponenziale delle presenze in città. Devo dire che quest'anno forse il grande caldo non ha aiutato queste dinamiche, però credo che ragionando insieme, dialogando, si possano trovare delle soluzioni che possano garantire un livello di ospitalità della città adeguato a quella che è la nuova proposta turistica. La città è cresciuta esponenzialmente in arrivi da ogni parte del mondo. In poche ore abbiamo incontrato tedeschi, spagnoli, francesi, giapponesi, americani e anche coreani venuti apposta per mangiare il tiramisù. We heard that this is the hometown of the tiramisu, so we want to taste it. I nostri commercianti sono un elemento di grande attrazione, averli tutti chiusi francamente è un peccato anche per chi viene a Treviso a godere delle emozioni, quindi noi siamo disponibili a creare questo momento di confronto per migliorarci per il futuro, quindi più negozi aperti vuol dire una città sempre più attrattiva. Capisco tutte le difficoltà, i costi, il caldo eccetera, però se tutti noi facciamo uno sforzo credo che possiamo presentarci ancora meglio agli occhi dei turisti. Una città che diventa un brand mondiale grazie al suo dolce non può non offrire servizi, anche se quest'anno il grande caldo ha condizionato e non poco le scelte di tutti. È altrettanto vero che ha anche una responsabilità, quindi se da tutto il mondo partono per venire qui a mangiare il tiramisù, dopo il tiramisù magari vogliono fare dello shopping e è giusto che trovino una città aperta e accogliente. Ripeto, capisco le difficoltà dei commercianti e le loro dinamiche anche interne, gestionali, ma credo che se tutti insieme ci ragioniamo una soluzione la si possa trovare. Però quest'anno
l'elemento che ha condizionato molto è stato anche il grande caldo. Nelle ore pomeridiane non c'è nessuno in giro perché è di fatto davvero molto difficile poter visitare la città, quindi capisco anche alcune scelte che rispetto all'anno scorso possono essere diverse perché il grande caldo ha messo tutti un po' in difficoltà. E noi rimaniamo nel Trevigiano, filo spinato ad altezza uomo lungo un sentiero sul Monte Cesenna a Valdobbiadene. Il sindaco fregonese dice atto sconsiderato che poteva avere risvolti drammatici. Teso, posizionato ad altezza uomo, un filo spinato che avrebbe potuto ferire, se non peggio, gli escursionisti che percorrono quel tratto di sentiero sul Monte Cesenna. Fortunatamente a trovarlo una cittadina che ha subito lanciato l'allarme anche sui social. Un fatto inquietante e pericoloso. Sul posto si è subito recato il sindaco fregonese. Mi sono recato sul posto e il filo spinato era già stato rimosso. Non era proprio lungo sentiero ma in una deviazione, ma comunque sempre pericoloso per chi frequenta la montagna. Fortunatamente è un episodio isolato, ma l'attenzione resta alta per questo gesto sconsiderato che poteva avere dei risvolti drammatici. Il filo spinato era stato teso tra un albero e l'altro in mezzo alla vegetazione in modo da risultare difficilmente visibile soprattutto a chi percorre il sentiero in velocità, magari correndo o andando in bici. Non è stato identificato il responsabile, ma il sindaco ha informato i comandanti delle stazioni dei carabinieri forestali di Valdobbiadene. Fortunatamente le nostre montagne sono molto frequentate da turisti visitatori, ma anche da volontari, da forze dell'ordine, carabinieri forestali, volontari abbiamo alpini, antincendi boschivi, le Proloco che percorrono proprio per manutenzione i sentieri proprio per garantirne la sicurezza. Abbiamo oltre 300 km di percorsi sulle nostre montagne. E devo dire che l'attenzione è alta. A monitorare i sentieri anche CAI di Feltre e di Vittorio Veneto, il soccorso alpino ed il personale del comune di Valdobbiadene. Il sindaco ha poi voluto ringraziare chi ha trovato e tagliato il filo spinato prima potesse ferire qualcuno. Ringrazio coloro che hanno segnalato tempestivamente il ritrovamento del filo spinato e anche coloro che lo hanno rimosso. Ringrazio anche tutti i volontari che quotidianamente percorrono i sentieri proprio per garantirne la sicurezza. Ora il timore è il pericolo di emulazione che potrebbe spingere altre persone a compiere azioni simili. Le indagini delle forze dell'ordine per individuare il responsabile. E torniamo a parlare della vicenda che ha visto coinvolto il giornalista Adriano Cappellari. Il sindaco di Enego, Marco Frison, scrive una lettera aperta alla sua comunità scossa dalla vicenda di Cappellari, avverte che si può cadere il sindaco, ma chiede anche ad Enego che prosegua unita verso le sfide del futuro, lasciandosi alle spalle i seminatori di Zizzania. Nessuno è infallibile, men che meno chi amministra. Anche un sindaco può sbagliare strada, può cadere sui sentieri della vita. L'importante è rialzarsi, andare avanti come comunità e lasciare indietro chi alimenta il rancore. Questo è il messaggio che Marco Frison, sindaco di Enego, ha voluto lanciare ai suoi cittadini dopo settimane, mesi di cronaca legata quasi esclusivamente alle vicende che hanno visto protagonista Adriano Cappellari. Abbiamo bisogno di ripartire, di dimenticarci le ultime settimane, gli ultimi mesi, di ritornare sui veri problemi della nostra comunità, ma soprattutto nello sconforto, trovare la fiducia di affrontare il futuro in maniera adeguata, forte, coesa e unita come la nostra comunità neghese sa fare. Di recente si è parlato di Enego solo per la vicenda legata a Cappellari. In realtà il paese dell'Altopiano vive una situazione molto complessa e lotta da tempo contro lo spopolamento, vero male endemico della montagna. E poi c'è tanto altro come l'economia, l'ambiente, le malghe, i lupi, un turismo che cambia e che va governato, non subito. Tanti temi molto lontani dalla cronaca degli ultimi giorni. Torniamo a parlare dei problemi come lo spopolamento, come attività che sono in difficoltà, non solo per parlarne, ma anche per ragionare assieme su come trovare la soluzione giusta. Alla fine, fa capire Frison, la comunità si salverà solo se sarà unita. E il sottobosco, il non detto di quanto è accaduto negli ultimi mesi, rischia di minare questa coesione.
pesare e valorizzare l'amore che abbiamo verso il nostro paese, perché una comunità non sparisce in un giorno, scompare piano nel tempo, quando le persone non credono più in essa. Questi sono i contenuti del messaggio che ho voluto dare ai nostri cittadini, ai miei amici eneghesi, per guardare insieme con fiducia il futuro. Frison è giovane ma sa bene che l'inverno in montagna non è mai la fine. È solo un momento di passaggio quasi indispensabile nel ciclo delle cose. Poi, da una finestra socchiusa, tornerà a filtrare il sole e con lui la primavera. E cambiamo argomento. Le imprese venete chiedono la riforma del settore per estetica e acconciatura e poi servono lotta all'abusivismo e riconoscimento degli specialisti in acconciatura oncologica. Quasi 150.000 imprese in Italia, 14.000 in Veneto, attendono la legge di riforma del settore estetica e acconciatura, una riforma che Confartigianato Veneto ritiene necessaria anche per contrastare l'abusivismo. Tra le richieste quella del riconoscimento degli specialisti in estetica e acconciatura oncologica e poi il cosiddetto affitto di poltrone e di cabina, nuove qualifiche professionali, più formazione e sanzioni più severe contro l'abusivismo. È molto importante questa riforma per il settore di estetica in quanto negli ultimi 30 anni il settore ha vissuto dei cambiamenti molto importanti, però risale il quadro normativo che va a regolamentare questa professione a oltre 35 anni fa. Una vera rivoluzione che il disegno di legge, attualmente fermo in Senato, potrebbe portare nel settore. In Veneto sono 13.500 le imprese attive, con circa 26.000 addetti, un settore che continua a registrare un saldo positivo e che rappresenta un presidio diffuso di servizi e professionalità. Noi vogliamo proprio tutelare la clientela. L'abusivismo è un fattore molto forte che è difficile da perseguire, però se noi raccontiamo alle clienti che se vengono in un salone certificato trovano sicuramente la qualità e delle persone che sono state proprio allenate, che sono state con delle specifiche competenze. Ad oggi in Veneto sono 36 centri estetici iscritti all'Associazione Professionale di Estetica Oncologica, pensando che ogni giorno ci sono circa 1000 nuove diagnosi di tumore. Quindi a che cosa serve questa legge? Per tutelare soprattutto la clientela, che è la cosa più importante, perché noi appunto facciamo un servizio sociale, quello di aiutare tutte le persone, soprattutto quelle più indifese. Quanto all'abusivismo, continua a rappresentare una delle principali criticità per il settore. Bisogna, soprattutto nei mesi estivi e nelle località turistiche, balneari e montane, contrastare con condizioni perché il lavoro sia regolare e poi anche ovviamente controlli efficaci e sanzioni adeguate. Sono tra le montagne più belle del mondo, ma non tutti sanno che si trovano nel Bellunese, in comune di Auronzo di Cadore. Parliamo delle Tre Cime di Lavaredo. Tre Cime di Lavaredo, con l'amarezza da parte del primo cittadino di vedere a volte indicato di fianco la sigla BZ e di sapere che per molti si ritroverebbero non in comune di Auronzo, ma addirittura in Trentino Alto Adige. Tre Cime dove, peraltro, si va solo prenotando l'accesso. L'overbooking non è un problema, è un bel problema, nel senso che per quanto riguarda il comune è la cassa di risonanza del territorio, quindi bene, noi abbiamo adottato un sistema di prenotazione oltre il quale le macchine non possono salire, così come i pullman, le moto e tutti i mezzi che hanno diritto d'accesso alle Tre Cime, se non attraverso la prenotazione. Abbiamo qualche problemino con il gestore del TPL che non sta facendo i compiti che le abbiamo assegnato, però insomma ci stiamo lavorando per far sì che anche loro limitino il numero di turisti da portare in quota ogni giorno. Troppe persone in un solo posto contemporaneamente creano problemi a volte di non facile gestione. Su abbiamo i servizi igienici che sono in sofferenza perché c'è una massa di persone che ne usufruiscono, così come l'accumulo di immondizie, così come altri problemi che, ripeto, come dicevo prima, non è un problema, perché il problema sarebbe se non ci fosse nessuno, perché qui parliamo di economie, famiglie, posti di lavoro, attività fiorenti, attività che danno redditività e che questo sistema crea anche iniziativa privata e soprattutto stiamo attraendo risorse da fuori che vengono ad investire all'interno della nostra comunità. Tre Cime che sono certo la vetrina, ma l'obiettivo è far crescere il turismo anche in paese, dove c'è il fan bob,
dove gli abitanti in stagione da 3.000 diventano 30.000 e dove parecchie attività stanno riaprendo in quella che si sta qualificando come una estate da record. Noi promozionando le 3 cime vendiamo tutto il resto, perché non ci sono solo le 3 cime, come dico molto spesso alla stampa, basta guardarsi attorno, abbiamo un panorama a 360 gradi di bellezze naturali che abbiamo solo la fortuna di gestire noi, perché il Padre Eterno ci ha dotato di un territorio fantastico. Ed ora ci fermiamo ancora, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, qui con me il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera, buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito. Partiamo con la notizia che abbiamo dato poco fa, che non riguarda Treviso, però riguarda il trevigiano, ed è un ragazzo di 21 anni che si trovava in discoteca assieme ad alcuni coetanei, alcuni amici. Sono stati aggrediti da un gruppo folto di ragazzi, forse coetanei di lingua spagnola. Il 21enne si trova ricoverato a Barcellona in gravissime condizioni, i genitori lo hanno raggiunto lì a Barcellona per assistere il figlio. Ne è nata poi una rissa molto, molto grossa, un italiano, un altro ragazzo è ferito non in maniera grave, purtroppo invece il 21enne si trova in prognosi riservata. Si sanno davvero ancora poche notizie, però questa purtroppo è quello che sappiamo. Sì, detto che non c'è una scusante, le dinamiche non scusano ciò che è avvenuto, quindi facciamo veramente in bocca al lupo al ragazzo, a questi ragazzi che insomma hanno subito l'aggressione. E speriamo veramente di ricevere una buona notizia, che insomma i danni non sono permanenti e che comunque ci sia un percorso di cura molto veloce, perché chiaramente uno va in vacanza a Barcellona e non pensa mai di trovarsi in quelle condizioni. Veramente un abbraccio forte alla famiglia, che immagino il dispiacere, il dolore, la paura di ricevere una telefonata del genere, e adesso la preoccupazione di capire quali sono le condizioni del ragazzo e quanto ci metterà, se possibile, a recuperare. Quindi veramente in bocca al lupo mio personale, ma credo di tutti i trevigiani e di tutti i veneti, tutti gli italiani, per questi ragazzi che sicuramente sono andati in vacanza e sono ritrovati, come può avvenire purtroppo nelle grandi città, in situazioni un po' particolari, dove esci da un locale, mi sembra uscissero da una discoteca, certo, e magari qualcuno aveva bevuto un po' troppo, insomma si è lasciato andare a degli episodi vergognosi. Quindi veramente in bocca al lupo, e speriamo spero veramente di avere buone notizie sulla sua condizione di salute. Ecco, anche perché non sembra sia stato un fatto relativo ad un furto di denaro o di beni, perché non è stato sottratto niente, quindi proprio non si capisce la motivazione. Le chiedo questo però, parliamo sempre di giovanissimi, noi parliamo dei nostri, parliamo di baby gang, parliamo insomma di situazioni difficili, però vedo insomma che un po' dappertutto continuano ad esserci problematiche che riguardano davvero ragazzi molto, molto giovani. Allora, bisogna essere onesti anche con i telespettatori, non è che una volta non avvenisse qualche scazzottata alle fiere di San Luca o nel Trevigiano, fuori dalla discoteca. Ci sono due grandi problemi. Primo è l'efferatezza delle aggressioni, cioè spesso escono dei coltelli in situazioni in cui non dovrebbero neanche averlo il coltello in tasca, non si capisce. Non è che viviamo in una megalopoli a Los Angeles dove devi girare armato per difenderti da qualcuno, quindi il fatto che tu esca di casa con un coltello è una forte aggravante, perché vuol dire che tu hai intenzione di usarlo o puoi usarlo, questo veramente è una cosa gravissima. E poi l'efferatezza di come anche si litiga cambia direttamente la dinamica, che ci siano state scazzottate in passato, cioè sarebbe bugiardo dire che non avvenissero, e che poi vengano anche riprese adesso con i cellulari messi in rete. Questa è una dinamica completamente diversa. Peraltro spesso succede che chi ha anche subito l'aggressione la mette online, cosa che una volta non avveniva mai, che uno che prendeva 2 pugni lo metteva online per dimostrare questo, cioè anche per un fatto di orgoglio. Quindi è cambiata completamente la dinamica. Però il fatto che siano anche programmate tramite i social, si danno appuntamenti in un punto, questa è una cosa difficile da spiegare. Io continuo a dire, e qui ci sono gli esperti su questo, che 1 anno e mezzo per il Covid, chiusi in casa, per dei ragazzi di una certa età non è una scusante, però ha toccato le loro menti come difficilmente potevamo prevedere prima. Quindi questa violenza potrebbe essere derivata dal periodo? Sicuramente per un ragazzo che durante il Covid aveva 12, 13 anni, 14 anni, essere stato chiuso in casa
un anno e mezzo senza contatto con gli altri, senza quel momento di crescita che lo sport o diciamo avere le relazioni personali con gli altri ti porta, è sicuramente un aggravante di questo. Questo lo vediamo, ormai sono dati molto chiari. Perché, e poi non esiste uno storico. Nessuna generazione prima di queste era stato chiuso un anno e mezzo in casa senza avere contatti, se non tramite un telefonino o delle videochiamate con i propri amici. E questo secondo me ha condizionato, secondo gli esperti, ha condizionato molto le loro menti. Questa non è una giustificazione, attenzione, però se tu hai una malattia devi capire anche come curarla. Certo la vedi perché la vediamo, ma devi capire come curarla. E diciamocelo sinceramente, e spesso lo viene detto, non sono solo i ragazzi stranieri o di seconda generazione. Molte delle cose che avvengono con ragazzi italianissimi. Poi che ogni tanto avvengono al centro di Treviso, perché il centro di Treviso chiaramente è, non dico ricettacolo, ma è punto di aggregazione dei ragazzi che vengono da tutta la provincia, è abbastanza chiaro. Quindi infatti spesso questo dice avviene a Treviso, beh certo, non avviene in aperta campagna a Paese o a Silea, avviene al centro di Treviso perché i ragazzi vengono da diversi comuni e vengono in centro per farsi la famosa vasca. Però capire la cura di questa malattia è molto complesso, ci sono degli esperti. Io però, lo dico sinceramente, mentre per qualche anno anch'io ho avuto l'idea di, non dico giustificativa, no, però di capire, c'è anche un momento in cui gli adulti devono prendere e far sentire il peso di essere adulti. Non è che ti devo spiegare proprio tutto nella vita, te lo dico. E come dicevano i miei genitori, un giorno capirai. Sono cose che non ho ancora capito onestamente, però un giorno capirai. Non è che ti devo proprio spiegare tutto il percorso. Ti devo dire che ci sono cose che non si fanno, te lo spiego una volta, te lo dico, però poi non devo spiegartelo continuamente, perché non posso spiegarti tutto. Come stare al mondo non te lo posso spiegare io, però ci sono delle cose che tu non devi fare. Manca anche quindi la famiglia dietro, Ma manchiamo, in certi casi. Sì, però onestamente manchiamo tutti noi, perché al giorno d'oggi, lo diceva un politico nazionale poco tempo fa, una volta quando venivi bocciato, cioè la paura di tornare a casa era di tornare a casa, adesso sono famiglie a fare ricorso al TAR. Quando la polizia locale a volte ferma dei ragazzi, ci sono dei genitori che arrivano e chiedono alla polizia locale: ma chi vi ha detto a voi di fermare mio figlio? Ma cioè io avevo paura di mia madre che arrivasse a prendermi, cioè l'incubo era quello, non era la polizia locale. E come ha detto più volte il sindaco, mi fa sorridere in questo perché mi ricordo, dice, prima cosa mia madre mi diceva, o mio padre diceva, ma perché tu eri là? Se tu non eri là non ti succedeva. Ecco, quindi devi essere bravo nella vita anche a evitarli i problemi. Se sei là già qualcosa non ha funzionato. Però ripeto, non sono solo le famiglie, perché poi i ragazzi quando escono, anche noi uscivamo, non è che stavamo chiusi in casa, hanno peraltro un mondo che tu non puoi controllare, perché lo vedo molti dei ragazzi, che è quello dei cellulari. Tu come fai a controllare l'interconnessione? No. I ragazzi al giorno d'oggi non sono più come una volta che man mano sviluppavano, diciamo, la loro socialità partendo dalla loro stradina, poi al loro quartiere, poi andavi un po' più grande in città e poi ti spostavi. Perché? Questo era di pari passo con i tuoi mezzi. I mezzi che avevi, prima andavi a piedi, quindi era sulla tua stradina, poi avevi la bicicletta, esploravi un po' il mondo, poi avevi il motorino che non si usa più, poi avevi la macchina e quindi pian piano il mondo si apriva. Il mondo adesso ti si apre immediatamente perché hai il cellulare, hai i social, hai un contatto in cui perdi l'identificazione col tuo mondo circostante e questo è un grande problema, non c'è più il controllo di territorio. La nonna di qualcuno non diceva a mia nonna dove mi aveva visto, perché ormai ti muovi o parli con le altre persone col cellulare oppure ti muovi al di fuori del tuo quartiere. Questo è un altro grande, non è un problema, è proprio un mondo diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto noi. Ovviamente poi di questa vicenda poi noi continueremo a parlarne nel corso del telegiornale di questa sera, cercheremo anche di capire come sta questo ragazzo e come è avvenuta questa aggressione. Grande in bocca al lupo a questo ragazzo, perché trovarsi in un paese straniero con un problema del genere per poi dover rientrare in Italia è un problema serio, molto serio. Parliamo invece di alberi. Fra l'altro adesso arrivano anche i temporali, per chi ha gli alberi un po' malati vanno a rischio, c'è un piano abbattimenti, insomma un po' ci sono le polemiche, qualcuno non vuole, qualcuno vuole, poi insomma la situazione l'abbiamo vista, c'è una necessità di salvare gli alberi sani, però abbattere quelli che in realtà sono malati. Allora, partiamo dal presupposto, noi ci siamo insediati nel 2018
e c'erano 21.000 alberi a Treviso, sono tutti censiti, siamo uno dei pochi comuni che ha censito tutti gli alberi pubblici. Adesso siamo a 28.000, ok? A volte c'è la polemica, l'acqua, però abbiamo anche situazioni climatiche che peraltro nel 2018 sono anche peggiorate, perché abbiamo delle estati in cui non piove, lo vediamo adesso, per mesi, e quindi questo è un problema. Ma noi di abbattere alberi non siamo contenti, cioè per noi è sempre un dolore abbattere un albero. Poi ci sono degli alberi monumentali, storici, adesso c'è una polemica, lo dico io, quella vicino al Ponte San Francesco, ma la prima cosa è la sicurezza dei cittadini. Perché abbiamo visto fatti, ed è inutile che entriamo perché ci sono veramente le tragedie a Treviso, in provincia, in Veneto, in Italia, ma in giro per il mondo, dove già c'è l'effetto sfortuna, perché ci sono degli alberi che per ventosità cadono anche senza aver malattie. Ma quando noi sappiamo che siamo malati, quando gli agronomi forestali, che sono gli ingegneri del verde, sono quelli che ti dicono se fossimo in un'infrastruttura, ti dicono se il ponte sta su o no. Ecco, se l'albero non sta su o no, se noi non possiamo curarlo, se abbiamo fatto di tutto, noi dobbiamo abbatterlo perché è pericoloso per qualcuno. Un albero può pesare 10 tonnellate, uccide una persona o la ferisce. Infatti io di tanti che mi hanno scritto per questo, e io gli dico, guarda, per me sarebbe da politico dire sì, non preoccuparti. No, non si può, perché se domani mattina quell'albero cade e ferisce o uccide qualcuno, io come faccio a non avere senso di responsabilità? Quando un agronomo forestale, l'ingegnere del verde, mi dice non c'è più niente da fare, il ciclo della vita porta che come gli esseri viventi un albero viene piantato o si autogenera, diciamo, con altri sistemi. Cresce ma muore anche, e ne pianteremo un altro. Poi c'è la polemica, ma troveremo un albero così grande come quello che avete abbattuto? No, impossibile. Non possiamo trovare un albero di 80 anni invaso. Adesso, perché a volte leggo delle cose, guardate. Ma guardate, l'altro giorno, proprio su una delle piante un po' imputate, ma per il suo effetto romantico, chi è che non si è baciato su quella panchina? È bellissimo. Che è un grande agronomo forestale, uno dei più migliori d'Italia. Ha detto, la politica ha fatto di tutto per quest'albero. Parliamo quello davanti a San Francesco. Davanti a San Francesco. Però dopo c'è un limite anche in cui la natura è stato perfino cementato quell'albero all'interno, ma è talmente cavo ormai che è come un dente. A un certo punto lo devitalizzi, poi comincia a muoversi, poi si marcisce, a un certo punto vai dal dentista e ti dice ascolta, lo togliamo perché ti può infettare la gengiva. Ecco, in questo caso l'albero va giù e guardate, dispiace tanto, io ho visto appelli, ma peraltro io mi chiedo sempre, se l'albero fosse in un giardino privato, quelli che mi scrivono o che ci scrivono, e attenzione, molti scrivono non per far polemica ma perché ci tengono, sapendo magari che i loro figli sono attorno a quest'albero, lo terrebbero in piedi? La risposta è no. Quando è che verrà? Adesso il sindaco ha firmato l'ordinanza, adesso vediamo in questi giorni quando abbatterlo, diciamo, non diamo la data giusta altrimenti c'è il corteo piangente sotto. Peraltro io mi ricordo che sono... Diciamo nei prossimi giorni. Sì. Peraltro io mi ricordo, via Cesare Battisti 2 anni fa, eravamo qua con te con la stessa polemica, ecco i pini si potevano salvare, andate via Cesare Battisti, è bellissimo il viale. Quindi bisogna anche capire che è il ciclo della vita, e ripeto, noi lo facciamo con dispiacere, a parte se dovessi vedere come amministratore anche il costo, perché a me abbattere un albero è anche un costo, ma anche da cittadino e diciamo da amante della natura, la rassegnazione del fatto che un albero dopo 50 anni, 60 anni, 70 anni, 80 anni, se non è sano, è pericoloso perché è grande. Adesso c'è questo albero che è malato e quindi va abbattuto, ci sono altri alberi? Sì, c'è un'ordinanza che il sindaco fa perché è un'ordinanza sindacale, questo per dire anche che non è in automatico, l'attenzione che noi mettiamo è elevata, ci facciamo sempre fare un parere esterno, noi siamo gli unici che per ogni albero abbiamo una scheda, infatti i cittadini vedono una targhetta sopra l'albero, che è una scheda che ci dice come sta l'albero, cosa è stato fatto, le potature, qual è la sua situazione, le classi sono A, B, C, D, poi quando arrivi a D è da abbattere. E quindi ogni anno, man mano che l'albero invecchia o ha dei problemi, aumentiamo il controllo. Ce ne sono adesso 6-17 che sembrano tanti, ma in un territorio di 28.000 alberi è poco. Questi sono quelli che hanno bisogno di un'ordinanza perché sono vincolati. Quelli non vincolati vanno giù normalmente. E quindi questi 16-17 sono sempre a Treviso? Sì, sono dentro il comune di Treviso, ma ne abbiamo 2 dentro Villa Margherita, sono posizionati in punti diversi,
nelle periferie, in centro ce n'è un altro, ma avviene normalmente, guardate, non è... Però dall'altra parte, dico la verità, io sono contento che dal 2018 al 2026 la sensibilità a Treviso nel verde sia talmente aumentata da rompermi le scatole perché l'albero deve andare giù. Perché vuol dire che abbiamo fatto anche un buon lavoro noi nel far capire quanto questo patrimonio arboreo è importante. Io per assurdo sono contento, chiaro, non ci può essere la deriva, diciamo, di follia. Cioè, mi ricordo via Cesare Battisti, qualcuno mi ha detto è come se ammazzassi mio figlio. Cioè, adesso va bene tutto, ma tu stai scrivendo su della carta, è stata generata da degli alberi, non è che è stata generata dal Padre Eterno. Quindi adesso un po' di buonsenso e capire comunque che l'amministrazione, almeno questa, quando abbatte un albero è l'estrema ratio di una situazione già controllata. Ecco, il problema poi rimane invece a quella dei cittadini, perché ci sono alberi grossi e importanti che possono rischiare di cadere, l'abbiamo già visto fra l'altro non molto tempo fa, che purtroppo dove l'amministrazione non può fare niente, però l'appello è quello proprio anche ai cittadini di prestare attenzione, perché poi... No, peraltro, allora ci sono 28.000 alberi in ambito pubblico, cioè nostri, poi ci sono quelli del demanio, del genio, che non sono nostri, ok? Poi ci sono quelli dei privati che sono circa il doppio di quelli del pubblico, quindi calcolato vuoto per pieno 56.000 alberi. Nel privato è responsabile il padrone di casa. Io vi potrei dire 1000 esempi di alberi che sono crollati da dentro la casa, perché poi quando un albero è alto 30 metri, da dentro un giardino, finisce in strada e hanno dovuto pagare i danni. Fortunatamente è avvenuto di notte durante un temporale, ma se quell'albero fa male a qualcuno ne sei responsabile, anche se è sano. Anche se è sano, perché a volte... Ma anche se è stato controllato, cioè se uno dice ma io ho fatto controllare questi alberi, poi arriva una bufera di vento ed è caduto, in quel caso, perché i cittadini molte volte ce lo chiedono. Certo, sei responsabile, allora sei responsabile dei danni, perché sei responsabile dei danni, se io ho la mia macchina dall'altra parte, cioè la mia assicurazione si farà rivalsa su di te. Cosa diversa se tu, al netto del fatto che non l'hai controllato, fai male a qualcuno, in quel caso si va nel penale, allora è un'altra cosa, ma se tu l'hai fatto controllare ed è solo una questione di sfortuna il fatto che arrivano 20 a 100 all'ora e l'albero va giù, in quel caso tu paghi i danni, ma non sei imputabile di un reato perché sapevi che l'albero doveva andare giù e non l'hai fatto. Però quindi il controllo di alberi di dimensioni grandi è a carico, nel privato, è a carico del privato e devono farlo, ma guardate, lo fanno, la maggior parte delle persone lo fanno. Poi si crea la sindrome, attenzione, perché quando vengono temporali e un albero va giù, io riceverò 200 messaggi con foto del vicino, a me sembra troppo grande, va fatto. Noi peraltro in questo caso non possiamo intervenire, dobbiamo segnalarlo tramite la polizia locale, che lo fa, la polizia locale a Treviso fa anche questo, va dal privato e dice attenzione, ci hanno segnalato questo, fate fare una verifica agli alberi. E può essere che un agronomo dice no, l'albero è perfetto, non è che l'albero grande corrisponda a un pericolo. C'è un'altra cosa da dire, che spesso i cittadini si lamentano di alberi in ambiente pubblico le cui foglie ricadono in ambiente privato. Io qui ho avuto qualche discussione, ho parlato con qualche cittadina, mi dice, e gli dico sempre guarda che l'albero è arrivato prima della tua casa, e quest'albero ha 80 anni, casa tua ne ha 30. E gli alberi a Treviso, come in tutti i viali storici, sono sempre piantati a ridosso delle strade o di abitazioni, perché servivano per far ombra. Quindi non è che tutti gli alberi possono essere al centro di Villa Margherita, lontani dall'abitazione, gli alberi servono a far ombra. Quindi hanno la loro locazione è corretta. Io dico anche una cosa però, anche grazie a questo aumento di alberature da 21 a 28.000 alberi, quest'anno, quest'anno per la prima volta siamo rientrati come Treviso sotto i parametri della qualità dell'aria, non avendo quegli sforamenti che ci mettevano sempre in infrazione. E questo è importante. Cioè è l'aria che respiriamo, l'ambiente è la cosa più democratica in assoluto, perché il ricco e il povero, il bello e il brutto, di qualsiasi provenienza, respira la stessa aria. Quindi per noi il patrimonio arboreo è un bene essenziale. Questo anche però comunque per dire che l'amministrazione ha un occhio di riguardo per l'ambiente
questo è nato, guardate, poi il Green Leaf, il premio che abbiamo vinto era esattamente in quella direzione, cioè era esattamente sui numeri che noi abbiamo mostrato nel miglioramento ambientale o nella tendenza di miglioramento ambientale che noi abbiamo fatto. Un esempio, noi il Green Leaf l'abbiamo vinto nel 2023, siamo stati capitale della sostenibilità nel 2025, perché lo vinci nel 2023 per il 2025, ma nel 2025 che abbiamo ridotto gli sforamenti. Questo vuol dire che nel 2023 l'Unione Europea aveva visto i nostri progetti di miglioramento dell'aria, che passa per le caldaie, passa per il cambio auto che tutti facciamo regolarmente, passa per utilizzare di più la bicicletta dove è possibile, come riusciamo con tutte le infrastrutture che stiamo cercando di fare, facciamo. Tanti piccoli pezzi che hanno migliorato questo. C'è un po' il fattore della piovosità, però guardate, sono all'orizzonte inquinanti diversi dal PM10, c'è il PM2,5, c'è il problema dell'ozono in questo periodo perché tutti usano il condizionatore, perché nessuno vuole, me compreso, e penso compreso in questo studio, nessuno vuole tornare ad avere 20 ventilatori in casa e non riuscire a dormire di notte coperti da sudore dalle zanzare. E quindi il nostro stile di vita ci porta ad avere degli inquinanti che stanno arrivando. Noi dobbiamo essere bravi, e questa è la sostenibilità, a gestire il nostro miglioramento di vita con l'impatto dell'ambiente. Io ringrazio Alessandro Manera per essere stato con noi, avremmo potuto parlare davvero di tantissimi altri argomenti, ma lo riavremo di nuovo qua in studio. Volentieri. Quindi grazie davvero. Ringrazio i registi Alberto Pivetta e Edoardo Paris e vi do appuntamento per la prima edizione per domani. Grazie davvero e arrivederci.